Comunque volevo ringraziarvi, non dovevate, siete stati veramente gentili. Grazie. Magari alla prossima ci penserò io. Grazie. Grazie mille, non dovevi, Grazie, la prossima volta faccio io perché è una cosa più... Non ti preoccupare, grazie. Grazie comunque, non dovevi, sei stato gentilissimo. Grazie. Magari la prossima faccio io. Ragazzi, grazie mille, siete stati gentilissimi, non dovevate, la prossima volta pago io, Grazie comunque, molto gentile. Grazie. Gentilissimo, grazie. La prossima volta ci penserò io. Grazie. Ma perché 30? 30 pagati, 2 succo d'ananas e un succo di pesca. No, è perché il signore che è uscito ha detto che dovete pagare col suo conto. No! Ma ti pigliate uno penato, guarda! io sto lavorando, non ho preso Sì, ma una ti pigliate bene, credetemi, veramente. Guarda, ti pigliate uno penato, ma ci sono mamma qua, sono venuto a fare una camminata qua. Sì. Ma ci pigliate la bottiglia come? Ma quella bottiglia? No, vi dico una cosa, il signore è venuto e ha detto, allora, io paga lui, me ne devo andare, quindi paga lui. Ma quanto mai? Ma come quando Ma io non so niente. Allora, calmate, non vi preoccupate. Ma sì, perché è una cosa quando eri... No, ma non è per i 40 euro, è perché è per una questione di correttezza. No, ma io non ci pigliate niente, non so niente. Mamma mi ha giustato qua. Ma quale 40 euro la bottiglia di cosa? Scusatemi, mamma mi ha giustato qua. voi volete dire che non vi siete presi la bottiglia di Moesce Antonio? Volete dire? Ma non so proprio Ma posso dire una cosa, vi posso dire una cosa? Io lo sento quando uno beve, si sente un po' l'alito di... A me, ma quando ti pigliate uno bravo? Facci una prova, facci una prova. Si sente? No, ti pigliate uno bravo. Si sente proprio. No, ti pigliate uno bravo, guarda. Credetemi, su voi il vostro ti pigliate uno bravo. non è che so... Io so per cazzi miei. Capisco, ma qualcuno deve pagare questo conto. Ma quale cosa? Non è me che me ne frega. Ma se il signore fate bibì e coco, scusate, il signore dice che dovete pagare voi. Oh signore, ma io lo conosco. Vabbè, ma non si fa sta recita così, diciamo. Scusatemi. Ma io sto qua venuto a fumare la sigaretta. Io sto lavorando, ma sta facendo lui la sorella là, non c'entro niente. Ma chi? Se mi dici chi? Lui è venuto, quello col cappello è venuto vicino. Chiamalo Matteo. Ma io non lo conosco, non mi interessa. No, so, ragazzi, ma io devo lavorare. Chiama i carabinieri. Sono 40. A che ora? Non lo so, da poco. Che stiamo parlando? Non so, è uscito quel ragazzo ha detto che pagavate voi quello che avete consumato. Io sono un bar del cazzo, il collega mio, l'ispettore là, voglio chiuso la storia. No, non lo so, però mi ha detto che pagate voi 40 euro, quindi se ci sbrighiamo Se ci facciamo. sbrighiamo ci trovate, se no dove cambia, guarda faccio proprio restare tutto quanto. Il signore dice che... Ma mi carabinieri. No, aspetta un attimo, calma. Guarda, ti posso dire una cosa? Stiamo pazziando qua. Ma che ti devo pagare? Ma che devo pagare? Non ho preso niente. Stavo qua, mi sono venuto a fumare le sigarette. Ma ha detto questo, ma ha visto a me. Ma lo conosci? Ma che lo conosco? Cioè, aspetta, non lo conosco. ti posso dire una cosa? Ti stai perdendo per 40 euro. No, io non mi sto prendendo per niente, voi state facendo sta tarantella qua, ma state fuori, io chiamo in sbirro. Ma voi state fuori con la casa. Lui mi ha detto paga lei, questo signore con i capelli, con la maglia maniche. No, assolutamente. Anzi, se puoi pagarmi anche perché devo entrare perché c'ho da fare. Ha pagato il signore? Ancora no, non vuole pagare. Deve pagare 40 euro, non vuole pagare il signore. Se chiamiamo la polizia forse è meglio. Sì. Fammi fare la cortesia. Stiamo lavorando, facciamo per... No, il signore mi manda a fanculo. Ma perché è venuto il signore dentro e ha detto che deve Sì, fare? ma perché no?
Marco, mi ha mandato a fanculo, ha detto non vuole pagare, ha detto che tu sei uno stronzo, ha detto così, ha detto così. Ma parlo con la gente. Ma chiama la polizia e lo facciamo arrestare. No, non voglio niente a nessuno. Vabbè, dovete pagare, vai a chiamare la polizia per cortesia. Non c'entro niente. Chiamare la polizia per... Allora, questo è un complotto, se vi conoscete lei non vuole pagare. Non conosco nessuno. No, e lei lo conosce, sta facendo la recita. Io non conosco No, sta facendo la recita, Napoli secondo siamo me. tutti un po' bravi. Lo so, poi il signore mi vuole fare a me che io sono nato prima di lui. Non lo conosciamo. E lui mi ha detto che pagavate voi. Ma l'abbiamo visto per la prima volta. Ma lui Pensavo che lui fosse pazzo, poi è venuto qua e ha detto ringrazio. No, ti pigliata uno per nato, guarda. vedetemi, su voi il vostro Ah, ti soldo. pigliata uno per nato. Allora, se Sentite, sto facciamo cazzo una, 10 minuti fa. facciamo una cosa, Ma chi si è facciamo pigliato sta bottiglia di roba facciamo una cosa, scusate, non sono 20 euro, non sono 40 euro, non fa niente. Facciamo 20 e non se ne parla più. Ma non sacci proprio niente. Sta pigliando uno per nato. Secondo me, scusate. Sentite, state pigliando uno per nato. Questo è il conto di quel signore che in passato ha detto che pagavate voi. Così mi hanno detto, poi questo è un conto a parte questo qua, no? Ci devo a precisare perché dopo arriva anche quest'altro conto. Esce, si mette là, fanno questi giochetti. Guarda che io la conosco lei, ma non Sono appena arrivata, cioè. Tipo di non lo cosa, so. scusa? a fare queste cose. Ma tu ti senti pure? No, io mi sento troppo che sto lavorando, però Allora scusate. chiamalo, fallo pigliare la ragazza che l'aveva dato te 2.000. Perché non vai da lui? Perché non posso andare io, perché io sto lavorando, già sto perdendo del tempo. Se me lo chiami tu, Sì, te lo faccio portare, perché ecco quello là, se me lo vai a chiamare un attimo. piccolo col questo qua, questo qua. cappello. No, ma io non pago niente, non so niente, non sa venire. Non mi facete costringere a chiamare la polizia. Chiamate perché non mi- qua, perché non sta proprio niente. Mamma ma giustificate qua. Chiamate a chi vuole tu. Devo chiamare la polizia? Sì, e perché non sta proprio niente. Allora fate una cosa, venite con me, entriamo dentro al bar prima e risolvo questa situazione. Vediamo un Non sta attimo. proprio niente. Perché mi sembra una cosa troppo. Non mi piace mettere male, no? Ma là si presenta là quando ma non va bene. Ma si fa una sta canzone. Iscrivetevi al canale di Frank e Cerruto. Ma raccomando, perché? Perché date un motivo. Che si devono iscrivere al nostro canale. Perché sono fuori. Ciao ragazzi, grazie mille per aver visto questo nostro nuovo video. Io devo ringraziare anche i due bar che ci hanno permesso di fare questo video, appunto il bar letterario sito in piazza San Domenico Maggiore e il caffè San Domenico Maggiore, sempre sito in piazza San Domenico Maggiore. Poi un'altra cosa molto importante, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al nostro canale YouTube, basta cliccare, è facilissimo. Guarda che veloce, guarda che ti do, un bel biglietto del Napoli, distinti superiori.
Che già fa? O distinto. Ottimo! Guarda qua, uno su Ottimo! Scusatelo, vi stavo dicendo ragazzi, iscrivetevi al nostro canale YouTube, è facilissimo, cliccate qui a fianco. Poi un'altra cosa molto importante, la pagina Facebook Frank e Cerrone, trovateci su Frank e Cerrone, basta andare su Facebook e cliccate Frank e Cerrone. Ma che stai facendo? Devi andare velocissimo! Ma perché? Perché mi hai sputo che svelto! Ottimo! Che sei scemo! Allora ragazzi, non mi dite niente, scusateci ancora. Poi un'altra cosa importante, andate a vedere gli ultimi video che abbiamo fatto, basta cliccare qui sotto e li trovate, sono gli ultimi 2 che abbiamo fatto. Poi seguiteci sempre, mi raccomando, ricapitoliamo la situazione: Facebook Frank e Cerrone, e YouTube, iscrivetevi al canale sempre che si chiama Frank e Cerrone. Hai capito? Passa, fuma, mo fai capire? Che stai facendo? Fumo passivo. Scusateci tanto ragazzi, vi saluto e ci vediamo al prossimo video, perché già arriviamo a chi si che ci